Dal Trapanese al Siracusano sono una decina gli incendi divampati nelle ultime ore in Sicilia, alle prese con un'emergenza senza fine. A Petralia Sottana, nel Palermitano, lo vediamo in queste immagini, un vasto incendio di alberi e sterpaglie è divampato in contrada Fasano, minacciando anche le abitazioni. Per evitare che le fiamme potessero raggiungere il centro abitato si è reso necessario l'intervento dei Canadair, dei Vigili del Fuoco e degli elicotteri della Forestale. Interventi anche su Monte San Calogero, nel territorio di Termini Imerese, più volte colpito dai roghi, dove stanno bruciando ettari di vegetazione in direzione di Caccamo. Roghi anche in contrada Petrusa, di Agrigento e a Bivona, nella diga Castello, dove 2 settimane fa un altro incendio di vaste proporzioni ha colpito l'area. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni rurali, facendo crescere la paura. Fiamme che non hanno risparmiato oggi anche l'Ennese. A Pietraperzia un incendio è divampato vicino al cimitero. Roghi anche nel Nisseno, a Campofranco, in contrada Zellante, nel Siracusano a Carlentini, in contrada Carrubba e a Noto in contrada Fiumara, mentre nel Trapanese a Gibellina in contrada Scannagrillo. Dopo un'estate nera sul fronte incendi che hanno mandato in fumo abitazioni e centinaia di ettari di macchia mediterranea, i mesi autunnali continuano a preoccupare, con temperature che restano ancora elevate e l'assenza di piogge, fattori di rischio se associati alla mano di criminali che quasi sempre agiscono nell'impunità. Da molo trapezoidale a Palermo Marina Yachting. In molti l'hanno definito un nuovo quartiere di Palermo, uno spazio che congiunge la città al mare. Il nuovo molo, inaugurato ieri alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, è il bello che vince sul degrado che in questo momento regna su altre latitudini della città. Finalmente si parla di bellezza, diceva estasiato un cittadino palermitano mentre ammirava questo spettacolo di luci e acqua della fontana. Qui verrà dato il benvenuto ai passeggeri croceristi, ai passeggeri per le isole e ai dipartisti che raggiungeranno le coste dell'isola a bordo di grandi yacht. Circa 2,5 milioni all'anno gli utenti che potranno usufruire di una grande area commerciale, ristoranti, negozi di lusso, gelaterie, pasticcerie. Il turista potrà anche ammirare all'interno degli spazi le tantissime eccellenze siciliane che attireranno visitatori e cittadini, tra cui la Gambero Rosso Academy, con area di formazione multidisciplinare che dal 2002 sviluppa professionalità. Lo slogan di questa opera è stato Palermo possibile, come a dire sì, pure qui è possibile, se si vuole, mettere in campo progetti, offrire qualcosa che renda partecipi di una bellezza dai risvolti pratici. Uno spazio pubblico per la città, una grande opera che darà ulteriore impulso all'occupazione, ha ricordato Pasqualino Monti, presidente dell'autorità portuale Sicilia Occidentale. E alla nostra domanda, cosa può dare questo nuovo molo a Palermo, lui ha risposto nella maniera più sintetica ma significativa possibile: può dare tutto. Intanto lavoro, perché nel Palermo Marina Yachting lavoreranno circa 1.000 persone, e poi c'è da sottolineare l'abbattimento finalmente della burocrazia che asfissia opere e progetti. Questo capolavoro è stato definito nel giro di 2 anni, pochissimi se si considera che in Sicilia per riparare una strada possono passare anche più di 10 anni. Che sia l'inizio di una rivoluzione per Palermo e la Sicilia, una rivoluzione che passa dal mare e che si spera possa dare una nuova immagine al territorio. Catania cambia volto, questa è la piazza Leonardo Sciascia, si trova a lungomare proprio sotto Piazza Europa. Nelle scorse ore è stata consegnata l'area riqualificata con i fondi del PON Metro, un parco sul mare, come vedete 2400 metri quadri di verde con giochi per bambini, un defibrillatore e tanti attrezzi sportivi, e questo è solo un primo passo. Tra poco più di 10 giorni, così come hanno anticipato il sindaco Enrico Trantino e l'assessore Sergio Parisi, il prossimo 28 ottobre verrà consegnata anche l'area riqualificata proprio qui sopra, Piazza Europa. Un volto nuovo che, grazie all'utilizzo delle risorse europee messe a sistema, sta facendo rinascere campi sportivi, piazzette e aree ricreative anche in periferia. Nelle ultime ore l'amministrazione comunale ha incontrato a Roma i vertici di Ferrovie dello Stato. All'ordine del giorno la definizione degli interventi per le opere di potenziamento infrastrutturale e di rigenerazione urbana delle aree ferroviarie nella città etnea che l'area metropolitana aspetta da decenni, partendo proprio da quella che tutti considerano una priorità, ovvero la restituzione del mare alla città con l'interramento della stazione Catania Centrale e il raddoppio del tracciato ferroviario tra Catania Centrale e Catania Quicella, e poi la rigenerazione delle aree immobiliari delle ex officine manutenzioni e grandi riparazioni che si trovano proprio qui a Piazza Europa. E ancora l'interramento della tratta Quicella Bicocca per eliminare le interferenze con l'aeroporto di Catania Fontanarossa
al quale si lega anche lo snellimento del traffico in ingresso e in uscita dalla città con la realizzazione della terza corsia sulla tangenziale di Catania con le necessarie opere accessorie e complementari. Una visione di futuro certo affascinante che però oggi è solo sulla carta e nei rendering dei computer. Non solo Ponte sullo Stretto, ma una lunga serie di opere che porteranno 65 miliardi di euro fra Sicilia e Calabria, 40 dei quali resteranno nell'isola per infrastrutture che le servono. Matteo Salvini ha snocciolato tutte le opere infrastrutturali che il suo ministero prevede. Un libro dei sogni o una speranza. Lunedì in Consiglio dei Ministri c'è il provvedimento sul ponte di Messina per il quale Salvini assicura l'apertura dei cantieri nell'estate del 2024, ma non sarà una cattedrale nel deserto, assicura il ministro. Stiamo investendo più di 20 miliardi di euro per velocizzare le ferrovie e migliorare le autostrade in Sicilia ed è finalmente in progettazione l'alta velocità fra Salerno e Reggio Calabria. Il ponte sullo Stretto sarà un corridoio unico non fra Messina e Reggio Calabria ma fra Palermo, Roma, Milano, Berlino, Helsinki, ha detto il ministro. In particolare 17 miliardi affidati a RFI destinati alla Sicilia, 12 dei quali destinati alla velocizzazione della tratta ferroviaria fra Palermo, Catania e Messina per rendere questa ferrovia finalmente all'altezza, ma altri 18 miliardi piovono su strade e autostrade siciliane. Per queste opere il presidente della regione Renato Schifani è stato nominato commissario, in particolare per la doppia autostrada Palermo-Catania e Palermo-Messina che ha un tratto in comune, un'arteria che oggi non può essere definita un'autostrada, ha aggiunto Salvini, ma che lo diventerà con le opere previste. E poi mezzo miliardo per le dighe, fra cui il completamento dopo 40 anni della diga Pietrarossa che entro il 2026 potrà fornire acqua all'agricoltura e non soltanto nel Catanese, nell'Ennese e a Caltanissetta. Ogni miliardo speso, dice Salvini, vale 17.000 posti di lavoro e crea un effetto moltiplicatore in economia di 3,5 volte e lui, il vice premier, è sicuro stavolta che le opere si faranno bene e nei tempi. Il telefono che squilla, un numero sconosciuto e poi quelle prime parole pronunciate, che sembrano quasi uno scherzo. Salve, sono il presidente Sergio Mattarella. Lui è Don Enzo Volpe, è il parroco del quartiere di Ballarò a Palermo. È stato lui a ricevere la telefonata del presidente Mattarella che gli ha assicurato che presto organizzerà un appuntamento privato con le realtà attive sul territorio dopo aver ricevuto la lettera del comitato SOS Ballarò. Mattarella voleva incontrare la gente di Ballarò già ieri, ma non ha potuto farlo per altri impegni istituzionali. Il presidente si è mostrato molto sensibile, ha detto che ha letto con interesse questa lettera e che ha promesso avrà il piacere di incontrare anche un gruppo di noi, magari in forma privata, noi speriamo anche in forma ufficiale. Comunque ci aspettiamo sicuramente un riscontro perché si è mostrato molto sensibile alla realtà di Palermo e in particolare del centro storico e del nostro quartiere. Ballarò quindi aspetta la visita del capo di Stato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato che verrà nel quartiere di Ballarò. Le cartoline però che arrivano dal quartiere sono sempre queste, sono sempre le stesse. Rifiuti che addirittura ormai sovrastano, come vediamo da queste immagini, un'intera strada. Signor Mattarella, questa è la Sicilia, questo è un souvenir di Palermo, l'immondizia è un souvenir di Palermo, perché tutte le persone che stanno tutti qua nel quartiere vanno a buttare tutta l'immondizia, perché non mettete una telecamera e si levano tutti questi problemi? Io penso così. Direbbe questo al Presidente? Io ci direbbe questo di qua, Presidente, logicamente, di levare tutta questa cosa, perché all'immondizia ci sono i turisti, specialmente che vengono pure i turisti a Ballarò. Ma anche altre emergenze come quella del crack. Ballarò chiede aiuto al Presidente Mattarella. Ho sempre creduto nella legalità, nella giustizia, nella correttezza, negli uomini. La voglia di giustizia e legalità in un giovanissimo Lele Sceri. Con questo cortometraggio gli alunni del Santa Lucia di Siracusa raccontano la storia del parasiracusano. Fu ucciso nella caserma Gamerra di Pisa 24 anni fa. Alla prima versione del suicidio la famiglia non ha mai creduto. Non potevamo credere all'ipotesi del suicidio conoscendo bene Emanuele, il ragazzo che era, pieno di vita, pieno di interessi. L'avevamo anche visto pochi giorni prima al giuramento e non c'era nessun segnale di suicidio. Lele non si sarebbe mai suicidato, è quello che hanno ripetuto più volte amici e familiari del 26enne siracusano,
Tante manifestazioni, striscioni e poi la commissione parlamentare d'inchiesta che nel 2018 ha portato alla riapertura del caso. È una commissione arrivata dopo 17 anni dalla morte del povero Emanuele, che ha fatto luce sul caso e ha convinto la procura ordinaria penale di Pisa a riaprire il caso. L'allora procuratore capo di Pisa, da poco in pensione, capì subito che non si era trattato di suicidio. Il contesto non era proprio, quello che normalmente si considera un contesto suicidario. Lele si era appena laureato in giurisprudenza. Il suo sogno era fare l'avvocato. In quella caserma di Pisa però ha perso la vita subito dopo il suo arrivo. Lo scorso luglio è arrivata la sentenza per Alessandro Panella e Luigi Zabara, gli ex ufficiali della Folgore condannati a 26 e 18 anni di carcere. Per Andrea Antico, assolto in primo grado, mercoledì scorso è stata chiesta una condanna di 17 anni e 6 mesi. Scieri fu ucciso perché si ribellò al nonnismo, è quanto si legge nelle motivazioni della sentenza. C'è tanta preoccupazione a San Giovanni Gemini, piccolo centro montano dell'Agrigentino, per la presenza di un coccodrillo. Il pericoloso rettile è stato avvistato da un cittadino del luogo, un 60enne esperto di caccia, nei pressi della sua casa di campagna in contrada Mancuso. Sembra una follia, ma la sua denuncia è stata presa sul serio dal sindaco Dino Zimbardo e dal distretto sanitario di Casteltermine, che ne hanno ordinato la cattura. Ho diramato un comunicato nella mia pagina social dove invito i cittadini a non recarsi sul sito dove è stato avvistato, che si tratta di Contrada Mancuso, e invito i residenti della zona a stare attenti. Nell'attesa che questo coccodrillo possa essere preso e affidato agli organi preposti per la sua tutela. Il San Giovannese ha raccontato di essersi trovato faccia a faccia con il coccodrillo di almeno 1,5 metri. Stava lavorando nella sua casa di campagna quando improvvisamente è apparso l'animale, scatenando il panico, questione di momenti, ed era già scomparso nella vegetazione. La notizia ha creato molta preoccupazione tra i cittadini. Soprattutto dove è avvenuto l'avvistamento, naturalmente i miei concittadini temono qualche attacco anche alla persona stessa, quindi speriamo che tutto venga risolto nel migliore dei modi. Certo che c'è preoccupazione, anche per le persone che devono andare in campagna, hanno gli animali, hanno di raccogliere le olive, ora c'è molta tensione qui a San Giovanni. Muoversi all'unisono, cercare di capire se effettivamente trattasi di un coccodrillo e procedere come prevede la norma in maniera tale che non si creino situazioni di panico e si possa procedere nella direzione più opportuna e catturarlo e successivamente consegnarlo alle associazioni che possono trattarlo come è giusto che sia. In attesa di una seconda segnalazione, i carabinieri hanno avvisato la prefettura di Agrigento che coordina la caccia al rettile. Una delle ipotesi più verosimili è che l'animale potrebbe essere scappato da qualche famiglia che lo deteneva illegalmente. Questo è il vestibolo, sopra c'è la volta a crociera che ricorda un po' la cappella degli Scrovegni di Giotto ed è fatta interamente in lapislazzuli ed è originale. Viaggio nella Catania nobiliare di fine Ottocento, quando il centro della città erano i palazzi barocchi di via Etnea e via Plebiscito e quando la zona vicina alla Villa Bellini era ancora aperta campagna. Qui, tra il 1899 e il 1904, venne edificata Villa Cutore Recupero, una delle magnifiche ville Liberty della Viale Regina Margherita, che di norma è chiusa al pubblico perché è tuttora una abitazione privata, ma che il Fondo Ambiente Italiano rende visitabile in occasione delle giornate FAI d'autunno, oggi e domani. Alcuni sono beni chiusi, come ha detto lei, alcuni sono beni privati, altri sono beni aperti sempre al pubblico, che noi però presentiamo in una chiave differente. A fare da cicerone al pubblico i giovani studenti del liceo artistico Lazzaro di Nesima. L'anno di realizzazione è quella del 1899, è uno stile tipicamente liberty catanese. Ad aprire le porte di casa propria la baronessa Rosalba Cutore. La mia nonna paterna, Angelina Recupero di Eliminusa, lei comprò il terreno, questa era una vasta zona, uno dei più grandi orti dei frati cappuccini.
Villa Cutore Recupero fu costruita in quello che era il nuovo quartiere salubre, ricco di giardini e di boschetti della città di Catania, che dopo l'Unità d'Italia aveva conosciuto un rapido sviluppo economico, politico e sociale determinato da un aumento della produttività, dall'esportazione di arance, olio, vino e zolfo, grazie anche alla ferrovia. Questa zona attirò l'interesse della nobiltà e dell'alta borghesia. Vediamo anche un pianoforte, ma non è un pianoforte qualunque? No, non è un pianoforte qualunque perché è un pianoforte di vecchissima data ed è tutto in legno, è un pianoforte austriaco, un Illich. Il tempo che corre veloce per centrare i risultati che servono in campo e il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi societari che non riguardano solo il campo. La vita come una clessidra senza però farsi condizionare. È il centro del pensiero del vicepresidente del Catania Grella, espresso nel corso di preview. Si parte dall'attualità, dalla squadra e dagli obiettivi sportivi per l'anno in corso. Se noi non siamo nei primi 3-4 posti a fine della stagione, per quanto riguarda il mio lavoro sarei molto deluso e aggiungo anche che assumerò tutte le mie responsabilità, Marco, perché tante decisioni importanti le ho prese io. Grella parla poi della scelta di Tabiani. Anche in questo caso c'è il tempo di mezzo, quello che serve per proporre costantemente il calcio aggressivo che la dirigenza vuole. Coraggioso. La parola che mi viene subito in mente, con coraggio. Lavorare a Catania non è facile, non è per tutti. Lui sta lavorando benissimo. E poi il futuro che passa dal centro sportivo. Ci sono 3 zone diverse che il presidente sta valutando non solo per quanto riguarda il centro in sé, ma per il livello di investimento con questo terreno che ha poi un valore per lui immobiliare. Il tempo va veloce per la squadra, attesa dal match con la prima della classe, senza Rocca e con Dubizcas e Rizzo in più per dare alternative in attesa di altri ritorni da infortuni. Al Menti si incontrano una squadra, la Juve Stabia, che non ha mai subito gol in casa, e una che ha la porta inviolata in trasferta, il Catania. La sfida alla capolista è già cominciata. Il Messina mette nel mirino il Giuliano per un'operazione sorpasso che significherebbe anche vincere il primo scontro diretto per la salvezza, ma non solo, perché la sfida contro i campani allenati da Valerio Bertotto assomiglia tanto ad un crocevia, seppur d'inizio stagione. Il Messina infatti cerca l'acuto per avvicinarsi al centro classifica. Il tecnico Modica appare comunque soddisfatto. Posso rimproverare poco. Ci sono sbavature, ci sono errori, ma penso che lo fanno tutte le squadre d'Italia e noi non siamo meno a questo come errori. Però in termini di partecipazione, in termini di voglia, di volontà, di applicazione, è una squadra che mi soddisfa appieno. Quindi dobbiamo solo cercare di fare il risultato pieno, consapevolmente su quello che dirà il campo, che ha detto il campo, e avere quell'attenzione in più che ci porterebbe qualche punto in più sicuramente. Marco Firenze non ha recuperato dal problema alla caviglia, potrebbe farcela per venerdì prossimo a Picerno. Rientra Scafetta che ha scontato la giornata di squalifica, ballottaggio Ragusa e Mausso per liberare un posto ad un altro under, Cavallo Zunno. Giuliano in ripresa nelle ultime 2 settimane. Ha avuto difficoltà secondo me di ambientamento di campionato, e che ora si sta riprendendo bene e che è una buona squadra, come del resto lo sono tutte queste squadre nostre di questo girone, e che dobbiamo essere bravi noi, dobbiamo fare la partita in termini di, per quello che ci consente in questo momento, la forza fisica, tecnica, di testa, di portarla nel binario giusto. Campani senza l'ex Rondinella, torna disponibile l'attaccante Salvemini, già del Messina.